Non è la pioggia, è il cemento, diceva un meme che circolava su internet qualche anno fa, nel 2018, in occasione dell'ultima forse grande alluvione che ha colpito il Veneto. Un meme che si riferiva alle cause o almeno alle concause di questi eventi climatici estremi, in particolare appunto il rischio idrogeologico condizionato dal consumo di suolo che in Veneto, come sappiamo, negli ultimi anni è schizzato alle stelle. Un'immagine, quella diventata virale sui social, che riprendeva le parole e l'ammonimento di Mario Tozzi, il noto geologo che in quei giorni, nell'ottobre 2018, spiegava che non è la pioggia a causare danni, con asfalto e cemento abbiamo creato il rischio dove prima non c'era. Ecco, guardando oggi a quello che sta succedendo in Emilia-Romagna, a pochi passi dalle nostre case, viene da pensare, la stessa cosa viene da ricordare quelle parole. E non stupisce quindi aprire i giornali e leggere sui quotidiani del gruppo Gedi il titolo di oggi: troppa acqua in poco tempo, ma il cemento dell'uomo ha fatto il resto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 17 maggio 2023, la prima notizia del giorno riguarda l'emergenza climatica e la grande paura per gli allagamenti in Emilia-Romagna. Emilia-Romagna sott'acqua, in fuga sui tetti per salvarsi, scrive così il Gazzettino di oggi. A Cesena esonda il Savio, 1000 sfollati in tutta la regione, Formula 1 a rischio, allagata anche Riccione, frane nell'Alto Mugello, un anziano disperso a Forlì. È questo il quadro dell'emergenza, auto sommerse e i vigili del fuoco che prestano soccorso a bordo di un piccolo gommone nelle zone completamente allagate di Riccione. L'immagine, la fotografia pubblicata dal Gazzettino. Il forte vento che soffiava verso terra ha tappato le foci dei corsi d'acqua, impedendone lo sbocco in mare. Sostanzialmente questo è quello che sta accadendo, e anche le Marche rivivono l'incubo. Ogni volta che piove temiamo il peggio, dicono gli abitanti di Senigallia, che raccontano non riusciamo più a dormire, siamo nel panico. Secondo il presidente del comitato tra i due fiumi sono 7 mesi precisamente che vengono segnalate delle criticità, ma nessuno interviene. Torniamo sui quotidiani del gruppo Gedi, appunto, con il racconto dell'emergenza, degli effetti del cambiamento climatico. Tra Cesena, Rimini, anche Bologna, c'è chi si salva a nuoto e chi fugge sui tetti. Prorogata la chiusura delle scuole a Bologna. La protezione civile ha ordinato di lasciare i piani bassi delle case per andare sui tetti nelle zone appunto più colpite dall'alluvione. E poi torniamo al titolo della puntata di oggi: troppa acqua in poco tempo, ma il cemento dell'uomo ha fatto il resto. Molti studi effettuati avevano previsto questi scenari, ma nessuno ha mosso un dito. Il commento è proprio di Mario Tozzi. Quando in pochi giorni, qualche volta in ore, piove la stessa quantità d'acqua che in passato cadeva in 6 mesi, non sembrerebbe si possa aggiungere altro. Stavolta è tutta colpa della pioggia, di queste alluvioni più o meno improvvise che colpiscono la penisola. A guardar bene non si tratta più di fenomeni inaspettati, almeno dal 96, quando la prima bomba d'acqua, termine assolutamente improprio ma efficace, investì la Versilia con il suo corredo di 12 vittime, danni e distruzioni. E ormai l'abbiamo compreso, si tratta di eventi comunque riconducibili alle azioni dei sapiens, in particolare di quelle attività produttive basate sulla combustione che hanno vomitato in atmosfera talmente tanta anidride carbonica da farci superare le 420 ppm parti per milione, mentre fino agli anni 50 del XX secolo mai si erano superate le 300 ppm. Insomma, le flash flood sono gli effetti dell'estremizzazione del clima
come conseguenza dell'attuale cambiamento climatico nel quadro di una recrudescenza delle perturbazioni meteorologiche a carattere violento che gli scienziati avevano ben previsto e scritto nei loro rapporti. Quindi sì, dice Mario Tozzi, è colpa della troppa acqua piovuta, ma in ultima analisi sempre nostra, che non solo non vogliamo rendercene conto, ma che non mettiamo in piedi un'azione decisiva che è una per intervenire sulle cause. Poi il ragionamento di Mario Tozzi prosegue: il cambiamento climatico non basta, da noi gli eventi naturali diventano catastrofici per un fattore peggiorativo ancora dipendente da noi sapiens, il modo in cui abbiamo trattato il territorio, e non si tratta in questo caso degli abusi edilizi di Ischia o Giampilieri, ma dell'alluvione di cemento e asfalto con cui abbiamo ricoperto l'intero territorio nazionale, legittimamente, ma senza una minima attenzione a versanti, corsi d'acqua e coste. A vedere le immagini dall'alto della Romagna e delle Marche si rimane sconcertati, i fiumi costretti in un abito da canali artificiali, rinchiusi in argini impossibili, violentati da ponti troppo bassi, tombati sotto paesi e città, occupati in ogni singola golena, sbarrati da dighe e briglie fino a quasi non vedere il loro sbocco naturale. Se togli spazio a un fiume, quello prima o poi se lo riprende, e a nulla varranno altre opere in un contesto climatico così estremo. Anzi no, si corregge Mario Tozzi, varranno i sistemi che rinaturalizzano il territorio, varranno gli spostamenti dolorosi ma obbligati di case e capannoni, varrà una pianificazione dolce delle poche opere che occorrono davvero. Come in Versilia, dove ci sono state altre piogge importanti dopo quel 96, ma pochi danni, e come nel resto d'Europa, dove si tende a lasciare i fiumi liberi di esondare a monte delle città, nelle pianure alluvionali, che, come dice il nome, sono fatte proprio per questo, a patto di non averci costruito sopra. Quindi insomma questa la lezione che dovremmo trarre dai disastri, dalle emergenze, dalle tragedie che ciclicamente si ripetono. Questo per quanto riguarda l'alluvione in Emilia-Romagna. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con alcune notizie relative alla tornata elettorale. Prima di tutto Vicenza, che scuote la Lega perché sono state dimezzate le preferenze al partito di Matteo Salvini e di Luca Zaia. Nel Carroccio in ripresa, la città berica è un caso: 5 anni dopo persi 4.000 voti. Sì, perché se a livello regionale rispetto alle politiche c'è stato un avanzamento della Lega, soprattutto rispetto agli alleati di Fratelli d'Italia, a Vicenza appunto la debacle è stata davvero pesante. La lista del sindaco uscente Rucco ha tenuto, ma sono mancati i partiti, scrive il Gazzettino. Il centrodestra costretto a inseguire Possamai, e pesano anche i consensi andati ai fuoriusciti Cicero e Zoppello, ex assessori della giunta Rucco, che poi si sono candidati con liste alternative. Fratelli d'Italia nel frattempo commenta il calo rispetto alle politiche: sono elezioni differenti, ma l'amaro c'è. Sui quotidiani del gruppo Gedi ancora si parla di Vicenza, dove Possamai apre all'accordo con i 5 Stelle, delusione tra Lega e Fratelli d'Italia. Il candidato del Partito Democratico dice: superata ogni iniziativa, non pensavamo di andare al ballottaggio in testa. Rucco, il sindaco uscente: contiamo negli elettori delle altre 2 liste di centrodestra, spunta l'ipotesi apparentamento. E poi ci sono i commenti di Roberto Marcato, assessore regionale della giunta Zaia, e di Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, già sindaco di Verona e ora parlamentare. Il primo, Marcato, dice: Fratelli d'Italia ridimensionato, il nostro flop berico è una conseguenza dei commissariamenti. Parla naturalmente del suo partito, della Lega. Con il voto alle politiche i veneti hanno voluto avvisarci. Tosi invece dice: non c'è orgoglio, conta solo vincere, andrei subito da chi uscì dalla giunta. Quindi un suggerimento al sindaco uscente Francesco Rucco: Possamai ha fatto molto più del previsto, dice Tosi. Ci spostiamo a Treviso, dove invece ha stravinto
La destra di Mario Conte, sindaco uscente già riconfermato al primo turno. Zaia dice: Mario il mio erede, con il nostro stile si vince e il limite ai mandati è assurdo. Il presidente della regione in prima linea, scrive il Corriere del Veneto, nei festeggiamenti a Treviso, politica del fare, dialogo. Moderazione sono la cifra della classe dirigente del futuro, evoluzione naturale della Lega. Cos'è il centrodestra? Il cittadino è più avanti di noi, centrodestra e centrosinistra sono visioni ormai superate, dice Zaia. Fratelli d'Italia cresce, ma noi abbiamo un po' più credenziali perché siamo il partito più vecchio, dice ancora il presidente della giunta regionale del Veneto. L'egemonia del Carroccio mostra le prime crepe, intanto appunto in Veneto, come dicevamo. Fratelli d'Italia crescono e si strutturano sul territorio anche con una scuola politica. Guerra all'ultimo municipio tra Lega e Fratelli d'Italia, quindi Corriere del Veneto. 6 nuovi sindaci sono quelli rivendicati dal leghista Stefani. Il segretario regionale del Partito Democratico Martella nel frattempo dichiara: per la risalita del Partito Democratico il cammino è ancora lungo. Queste le varie dichiarazioni. C'è poi il caso di San Stino, dove una consigliera comunale neoeletta ha fatto il saluto romano. Il suo sindaco le ha chiesto subito di dimettersi. La festa per la vittoria dopo 30 anni di governi, di amministrazioni di sinistra, macchiata da un braccio teso in una fotografia, scrive il Gazzettino. La notizia anche sul Corriere del Veneto: San Stino di Livenza festeggia con il saluto romano la caduta della sinistra dopo 30 anni, il sindaco chiede alla consigliera di dimettersi. Il gesto della leghista Laura Motta ha imbarazzato la coalizione Il Neo Primo Cittadino. Ha dichiarato: mi scuso con i cittadini e mi dissocio assolutamente da questo brutto gesto che non appartiene alla mia cultura. Lo sfidante anzi, a pochi metri, ricorda che a pochi metri dal luogo dove appunto è stato fatto il saluto romano da neoconsigliera, a pochi metri da quel luogo ci sono le pietre d'inciampo delle vittime del fascismo. E poi invece, per concludere questa carrellata sulle elezioni comunali, una notizia dal Bellunese, dove è stata eletta a Pieve di Cadore la prima sindaca di origine albanese, Cindy Manusci, sindaca d'Oltremare, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, che dedicano un'intera paginata al ritratto appunto della neosindaca Cindy Manusci, che si racconta: papà saldatore e mamma operatrice sociosanitaria, si sono fatti in 4 per farci studiare. E anche il Corriere del Veneto le dedica una intervista: nata in Albania, cresciuta con il TG1 e la Carrà, oggi sono la nuova sindaca di Pieve di Cadore. Cindy Manusci, avvocato di 31 anni, il paese diffidava di noi, poi ci hanno dato moltissimo. In questa intervista Manusci ringrazia i vicini di casa: non finirò mai di ringraziare i miei vicini, aiutavano con i compiti me e mio fratello. Una bella storia, quella appunto della sindaca Cindy Manusci, che sicuramente può dire di aver raggiunto un primato in Italia, la prima sindaca di origini albanesi. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre 2 notizie. Flash fa discutere una dichiarazione di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che ha commentato le proteste degli studenti in questi giorni, in queste notti, accampati in tenda davanti alle sedi universitarie per protestare contro il caro affitti. Cosa ha detto Brugnaro? Studi e paghi 700 euro di affitto, ti fai fregare. Queste le parole di Brugnaro. E che poi ha aggiunto anche: paghi 700 euro un posto letto, non meriti l'università, non meriti la laurea, non meriti di diventare classe dirigente. La notizia sul Corriere del Veneto, con appunto la bufera che si è scatenata dopo queste parole, dopo queste dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il Partito Democratico dice: Brugnaro è classista.
Gli studenti universitari rispondono al sindaco: se paghiamo così tanto è per le politiche locali scellerate che alimentano il turismo di massa. Brugnaro racconta: io per studiare a Venezia ci andavo in autobus. Ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, parlando della protesta degli studenti universitari contro gli affitti troppo cari, ha raccontato che uno studente gli ha detto di pagare 700 euro di affitto. Sono troppi, ha detto Brugnaro, dovrebbe essere radiato dall'università, non meriti di laurearti se ti fai fregare così. L'uscita di Brugnaro, scrive il Corriere del Veneto, ha sollevato forti proteste sia da parte degli studenti che dell'opposizione, che lo accusa di essere classista. Vediamo sul Gazzettino di oggi, posto letto 700 euro, non meriti l'università, il sindaco Brugnaro: chi si fa fregare non sia classe dirigente, ma il malessere c'è e va colto. Gli studenti parlano di dichiarazioni insensibili, PD e CGIL chiedono invece che si regolino le locazioni brevi. Contro nel frattempo nazionale sui 600 milioni di euro per gli alloggi, il governo ritira l'emendamento, poi chiarisce andrà su un altro decreto, ma nel frattempo prosegue la protesta degli studenti a Venezia, ma non solo, in tutto il Veneto, in tutta Italia, contro il caro affitti. Una protesta alla quale la destra che governa non è ancora riuscita a dare una risposta. Infine, la sanità, visite ed esami: ci sono 234.000 prescrizioni galleggianti, ovvero 234.000 persone in lista d'attesa che non hanno ancora potuto fissare il loro appuntamento. A Padova, Treviso e Venezia le quote maggiori di prestazioni in lista di attesa, secondo Leoni della CIMO, il sindacato dei medici. Verificare se 1069 medici ambulatoriali sono disposti a fare più ore può essere una soluzione. Nel confronto con la regione, la proposta di aumentare l'uso degli specialisti in convenzione, quindi, ma il tema sono le liste d'attesa che crescono e non sembra migliorare la situazione. Anche la funzione pubblica della CGIL e CGIL Medici si mobilitano, chiedono di conoscere come sono organizzate le liste, quante sono le disdette degli appuntamenti e le mancate presentazioni degli utenti alle visite programmate in relazione al numero dei medici, ai dati sullo straordinario e ai volumi dell'attività istituzionale e in libera professione. Insomma, prima di tutto, prima di affrontare il problema, è bene conoscerlo nel dettaglio, e anche la regione da questo punto di vista sembra navigare un po' a vista, anche perché, e questo lo leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, è notizia di oggi un ripensamento della regione su un'iniziativa che era pensata proprio per affrontare il tema delle liste d'attesa, seppur con qualche polemica che era stata mossa anche dai medici. Parliamo dell'overbooking. La partenza era prevista lunedì nell'ULSS 4 del Veneto orientale, ma è stata rimandata. Di nuovo Leoni, che propone pacchetti di prestazioni in più per gli ospedalieri. Ci si sta ragionando, ma nel frattempo appunto rimandata l'iniziativa dell'overbooking, ovvero dell'aumento delle visite da svolgere all'interno dello stesso segmento orario, all'interno della stessa ora da parte dei professionisti. Una vicenda, questa delle liste d'attesa in sanità, che sembra davvero senza fine. Per oggi è davvero tutto, invece questa puntata di Sveglia Veneto è arrivata a conclusione. Grazie per avermi ascoltato anche oggi. A tutte e tutti voi una buona giornata.